mi hanno detto che i presidenti servono solo per fare i ringraziamenti o i bilanci. I ringraziamenti li hanno già fatti loro, quindi io penso di dare 2 cifre perché tutti abbiano la possibilità di misurare questo fenomeno. Allora, fra poche settimane compieremo 2 anni. Grazie. Festeggeremo il compleanno in una bella tournée a Banja Luka, Bosnia. In questi 2 anni abbiamo fatto circa 300 ore di prove, 28 concerti e l'orchestra fra orchestrali, soci, accompagnatori a vario genere, tecnici, muove circa 130 persone. Direi che veramente comincia a diventare un fenomeno di tutto rispetto. Abbiamo gestito un budget in 2 anni di circa 70.000 euro. L'80% di questa cifra la mettono i genitori e i soci, perché è l'unica fonte di sostentamento. Gli altri soldi li abbiamo recuperati con nostre iniziative, vendendo 3 CD, un DVD che abbiamo autoprodotto e grazie anche al pubblico che ogni tanto viene invitato a contribuire in queste iniziative. Speriamo che passi anche il messaggio che non stiamo usando neanche una lira dei soldi pubblici, tanto è vero che abbiamo usufruito di circa 1.000 euro di contributi in questi 2 anni, ma conoscendo e sapendo per il momento spero che vi sia piaciuta questa cosa, speriamo di poterne offrire altre e speriamo che la nostra vita sia lunga, perché merita, questi ragazzi meritano veramente tutto il nostro rispetto. Grazie. Brano. La vita è bella di Nicola Piovani. Nicola Piovani l'avete visto nella giuria al Festival di Sanremo e poi è stata anche la colonna sonora dell'omonimo film La vita è bella con Roberto Benigni. E con quest'ultimo brano vi salutiamo. Io come mamma vi ringrazio davvero commossa e di cuore, perché credete, io ho una figlia che suona, ma io tutti questi ragazzi me li porterei a casa. Io li adoro e voglio un bene dell'anima, ragazzi. Siate migliori di noi e che Dio vi benedica. La vita è bella. Maestro Paolo Bianchi, grazie.
la massima istituzione, il sindaco di Sanremo Maurizio Zuccarello, che ci deve dire una cosa molto bella. Io sono stato molto colpito dalle parole del Presidente, ed è verissimo quello che ha detto il Presidente, che questa orchestra non ha mai avuto aiuti. Questa è la dimostrazione che si può fare cultura e si può fare molto bene anche senza l'aiuto e la sovvenzione alcune volte del pubblico, però è vero che questi ragazzi lamentano, soprattutto per l'impegno dei genitori che sono tutti qui e hanno riempito questo teatro. Quindi non mi è stato chiesto, ma ne ho parlato con il Presidente Cambiaso, prendo l'impegno, Presidente, che se molto probabilmente ci sarà la rinuncia del tempo, noi daremo 20.000 euro tra Casinò e Comune di Sanremo alla vostra orchestra. Così cercheremo di darvi una mano, perché sì, è vero che abbiamo fatto molti tagli, però è stato altrettanto vero che noi dobbiamo tutelare i figli di questo territorio prima di tutelare i figli degli altri territori, e quindi, visto che loro sono il nostro futuro, sono la nostra speranza, è giusto che noi diamo una mano a loro, perché io credo che se iniziano così, con l'aiuto dei genitori come hanno fatto, loro potranno anche trovare questi benedetti sponsor che noi chiediamo per l'orchestra sinfonica. Voi dovete sapere che l'orchestra sinfonica di Sanremo ha un contributo all'anno di largo circa 800.000 euro da parte del Comune di Sanremo, e il resto lo dà il Ministero. Noi dobbiamo far sì che questi ragazzi, che hanno indubbiamente più appeal degli adulti, possono essere da traino a tutti noi, possono fare cultura, il Comune fa la sua parte, dove non arriverà il Comune arriverà il Casinò. Lo dico come se io fossi nel CDA del Casinò, perché so che ci sono persone che quando avranno tempo di